Sono felice perché tu sai che noi siamo l'unica radio ad avere un'orchestra che ci fa lo stacchetto di Sanremo dallo sì. Ah, ecco perché ce l'ho tutti seduti dietro queste. E che vuoi, non ho capito. Scusate, no, ma fate, vai, la batteria. Ti prego, non dare fastidio. No, vabbè, ci mancherebbe. Stai zitto perché sennò vanno fuori tempo. Bravi. Vedi? Ma li senti che sono bravi? No, sto zitto. È tutto in diretta. E solo noi di Radio Studio 90 Italia ci possiamo permettere queste cose. Allora, se mi permettete, c'è il primo violino che dovrebbe andare in bagno. Va bene, ok. Potete staccare. Grazie ragazzi, bravi. Bravi i ragazzi. Ci possiamo permettere di tutto. C'è Paola. Dove è Paola? Dove è Paola? Non mi rende nelle Calabrie. Ancora dove è Paola? Ma precisamente in Calabria dove? Ma tu sai che c'è Battipaglia si cambia. E poi questa famosa frase, dove è Paola? Nei Calabri. Io lo so dal Paraninfo. Ma non solo, ma anche in coso nell'altro, quello lì del prete, come si chiama? Fiat Voluntas Dei. Fiat Voluntas Dei, sì, esatto, sì. Hai ragione. Possiamo andare avanti? Sì, vabbè, magari questa Paola invece è a Sanremo. La nostra Paola è a Sanremo. E Paola 4, vicino a Ventimiglia, quando ci sta, sembra così. 4, 20 miglia diviso 4 sono 5 miglia a Paola. 5 miglia a Paola. Pronto? Paoletta! Buongiorno! Come stai? Buongiorno! Molto bene, siamo qui in conferenza, siamo qui praticamente nella sala Lucio Dalla, la sala stampa di Sanremo, dove c'è appunto tutta la stampa, dove si realizzano tutte le conferenze, dove da pochissimo ci sono stati sia Lele che Chiara, infatti li abbiamo incontrati, più tardi i nostri amici in ascolto avranno la possibilità anche di dire cosa hanno detto. Un'anticipazione, cosa ti hanno detto? Allora, ci hanno detto che è quello. Non te lo dico perché è proprio un flash. Ma un trailer, ma dai, un trailer. Sono molto felici. Ma Paola? Sono molto felici e soddisfatti, sia Lele che Chiara. Sono davvero Lele tra i giovani, tra l'altro favorito in questo momento. Chiara molto molto carina, ci ha raccontato della sua emozione anche di ieri sera cantando una cover, lei molto cara, che è una cover di Zucchero, ovvero Diamante, che i nostri amici avranno ascoltato sicuramente, poi lei ha una voce bellissima. È veramente bella. No, sai perché dico questo? Perché ci sono molti amici che hanno telefonato al 380 19 33 500, che è il numero di WhatsApp dove si può mandare, e ci sono tante domande che desiderano farti. Ecco, per esempio. Ad esempio, un caffè, quanto costa un caffè a Sanremo? È una cosa che... Allora, un caffè costa €1. €1. Quindi, però considerato che la gente qui ne prende 20-25 al giorno, perché bisogna stare svegli, diventa un problema. E un'altra cosa veramente importante, ma è vero questa leggenda metropolitana che l'acqua la fanno pagare, c'è un bicchiere d'acqua, 30 centesimi. Ebbene sì. Anche questo è vero. Ma tu sai tutto, ma che ci sto a fare io? No, ma sto dicendo, la bellezza di Sanremo è questa, la bellezza di Sanremo è... Allora, stasera chi ci sarà? Allora, stasera... Allora, intanto ti faccio salutare Manuela, perché comunque avete sentito in questi giorni Simone, Manuela, quindi ti faccio raccontare... A mezzogiorno ci sarà quella conferenza, ti faccio raccontare da lei cosa si prevede per questa serata. Sì, certo! Diamo il benvenuto a Manuela. Cari ascoltatori... Ciao, grosso da Sanremo. Diciamo che la giornata è abbastanza bella meteorologicamente parlando, e ci aspettiamo anche una bellissima serata. Comunque adesso a mezzogiorno ci sarà la conferenza con Carlo Conti, con Maria, e poi ci daranno tutte le previsioni della serata. Però intanto parliamo della serata ieri sera, che ci ha lasciato veramente ben sorpresi con tutte queste cover e con il primo premio meritato con Ermal Metal e Amara Terra Mia. Diciamo che a me personalmente piaceva tanto anche Francesco Gabbani con Susanna di Celentano, per me è stata un'interpretazione eccezionale. E poi, visto che parliamo di Celentano, parliamo anche della bella canzone di Mina, Le Mille Bolle Blu. Anche Ludovica Comello penso che abbia dato il meglio di se stessa. Ma credo anche Albano abbia cantato una canzone di se stesso. Una cover di una cover, sì, perché una cover è una B-cover. Ma quella di Celentano era già una cover.
è una infatti, biscover. È una cover di una cover, Sì. certamente. Come Proprio si chiama? La cover di una cover, come la possiamo chiamare? non lo sappiamo. Diciamo vabbè. cover di una cover. No, una cover di una cover, Comunque, sì. ecco, comunque qui l'effervescenza c'è sempre, e anche in sala stampa comunque ci si fa sempre tutti amici, e noi stamattina abbiamo avuto il piacere di vedere visivamente Sì. Paola, a cui abbiamo dato il benvenuto. Manuela. E siamo felicissimi di averla con noi. Manuela, Sì. dai, ma sveliamo qualche segreto. Ma cosa succede quando c'è una conferenza stampa? Ci sono i giornalisti, Allora, c'è c'è la Conti che conferenza. parla, e poi c'è chi è lì nel bancone dell'acqua minerale, chi mangia i supplì. Dai, sincera, Manuela, dai! Allora, tutti i giorni Sì, cambiano i Manuela, fiori. ti Guarda, i fiori sono bellissimi. Non parlare Sono di fiori, tu stai variopinti. tergiversando, Manuela. Ti stiamo vedendo, sei una ragazza bellissima, però ti si è allungato il naso. No, io sono Sincera. ultrasessantenne, quindi non sono più una ragazza. Sì, Gli ultrasessantenni non forse- parlare male dei sessantenni. Beh, comunque guarda, ti dico che allora abbiamo la sala stampa con tantissime postazioni e noi siamo abbastanza vicine alla postazione centrale, dove appunto ci sono fiori ogni giorno freschissimi e profumatissimi. I fiori di Sanremo sono proprio l'emblema della città. Ci mancherebbe e altro. tutti, esatto. Ma gli a partire dal anti sindaco. Manuela, Dimmi. dai, Manuela, sincera, ma gli antistaminici per chi è allergico ai fiori? È allergico, infatti. Che ci sono? Lo so. E sono No, sempre non nel sono. bancone Hai dove i ragione. giornalisti vanno a prendere l'acqua minerale, l'aranciata e i supplì. Dimmi la verità. No. Allora, a noi nella sala stampa è permesso ed è concesso bere soltanto il caffè e l'acqua. Ci sono dei distributori in fondo alla sala e noi di caffè ne beviamo veramente parecchi, perché anche ieri sera siamo andati a letto alle 4 del mattino e alle 4 e poi al mattino, quindi 3-4 ore dopo bisogna già essere operativi. Per cui bene, senti, io ti ripasso Paola, sono contenta. Manuela, sei stata fantastica, perché svelare questi piccoli segreti di Sanremo, perché sappiamo ci sono le conferenze, sappiamo che c'è stato, che non c'è stato, però sapere che c'è un dispenser dell'acqua a Sanremo, hai fatto una cosa stupenda. Applauso a Manuela! Ciao caro, ciao. Ti ripasso Paola. Ciao. Eccoci qui, grazie Manuela, è carinissima. È carinissima, molto, molto bello carina qui. veramente. Ci ha svelato un po' tutto, ha detto una cosa su di te, perché non lo so se tu l'hai sentito o meno. Dice che tu ti prendi l'acqua, poi ti riempi la bottiglietta, te la porti a casa. Non è corretto, ma mi avete montato anche un microchip, una telecamera nascosta, lo sapevo io. L'ha detto Manuela, dice, sai, ci sono l'ha detto Manuela. ci siamo rimasti Manuela, male. Dice, c'era Conti che parlava, dice, vogliono squalificare Manuela, mettono zizzania, non si può dire. Ha detto, dice, sai, la Manuela arriva lì, si riempie la bottiglietta, dice, oh, una fontana, dai, non Pole, dai. Adesso lo so, scusate, sono affranta. Fantastica, innanzitutto come stai? Hai dormito pochissimo, no? Ho dormito molto poco, però sono contenta perché stasera ci sono a Sanremo degli ospiti davvero interessanti, perché ci sarà la compagnia acrobatica Kittom, ci sarà Luca Zingaretti, e ci sarà il DJ nonché produttore Roby Schulz, e ci sarà anche Virginia Raffaele, e poi insomma vedremo, ci saranno anche delle sorprese, ci sarà la conferenza a mezzogiorno come diceva anche Manuela, e ne sapremo di più. Ieri ha pianto Conti perché il figlio ha fatto 3 anni, oggi cosa farà? Riderà perché il giorno dopo, perché è passato un giorno. No, perché l'hai iscritto all'asilo. Facci sapere, ti prego, facci sapere dell'umore e di Conti. Sì, vi farò sapere a breve allora. Lo guarderò bene, lo scruterò dalla testa ai piedi. Paola? Scusa Paola, sì, ma hai intervistato Chiara, come l'ha presa che adesso lei canta da sola e non siete più in coppia? No, gliel'ha chiesta Paola, no, l'ha chiesta ma Paola. è Chiara Galeazzo, non è un'altra? Chiara di Paola e Chiara. Ah, è che tra l'altro lei no, guarda, ti dico una cosa, ti do uno scoop e lo do ai nostri ascoltatori. Dovete sapere che Chiara, non dico Galeazzo, perché appena dite Chiara Galeazzo,
cavola come una bestia, non vuole assolutamente che venga detto il suo cognome, ma preferisce semplicemente essere chiamata Chiara. Io sono Chiara e basta. Io lo so perché. Io mi chiamo Milazzo e lo sappiamo, è una cosa che abbiamo noi. Non ci piacciono le rime, non ci piacciono le rime, questa è la verità. Diciamo, è una desinenza, è una desinenza che non vorrebbero mai mettere in rima. Ma fa anche rima con Plinio di Strapazzo, quindi ragazzi, una cosa, non avventuriamoci in queste rime, vi prego, perché le rime baciate, le rime baciate. Potremmo arrivare a proposito di bacio, Bene, ragazzi, sai che noi ieri abbiamo avuto, con questo chiudiamo, abbiamo avuto Costanzo che abbiamo in linea e ti vorrebbe salutare, anche perché Paola deve fare un mare di cose. Io vi mando un bacio grandissimo, ci risentiamo domani, grazie a voi, saluto gli ascoltatori di 90 Italia, li saluta anche Manuele, Alessandro e Simone, vi mandiamo un bacione, noi continuiamo a lavorare e a domani. Buon Sanremo e buona musica. Perché qui si gioca, hai sottolineato, noi andiamo a lavorare, perché qui si gioca. Allora facciamo una cosa, Carmelo, il tempo che noi andiamo, chiudiamo questo primo collegamento, mangiamo i pasticcini, prendiamo il caffè, un bel cappuccino per tutti. Costanzo, buono, un attimo solo, dopo Costanzo, dopo.